Armato con cacciavite, leva, guanti per non lasciare impronte ed un panno bianco per raccogliere con tutta probabilità il bottino, ha tentato di forzare la finestra della casa di un 84enne. L'anziana ha però sentito dei rumori, si è spaventata, così senza pensarci due volte ha chiamato il 112, una collaborazione fondamentale, questa spiega il tenente colonnello Turrini. Ha consentito di allertare peraltro delle pattuglie che erano già in questa zona residenziale a svolgere un'attività appunto di prevenzione in questo periodo dell'anno che sappiamo essere molto particolare proprio per questo tipo di reati predatori. In manetta è finito un 25enne di origine moldave dimorante nel Vicentino, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi allo scasso. La richiesta di allarme della vittima è stata immediata e altrettanto tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri. Pare che appunto il soggetto avesse tentato poi in qualche misura di sottrarsi, accucciandosi, in parte celandosi. Eravamo nelle ore serali, quindi approfittando anche del buio, però ecco, i carabinieri intervenuti con molta professionalità sono intervenuti e sono riusciti a bloccarlo. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima presso il Tribunale di Treviso, convalidato l'arresto del 25enne che è stato portato in carcere. Nelle ore scorse, in collaborazione, i carabinieri trevigiani con i colleghi veneziani hanno intercettato e bloccato una vettura di grossa cilindrata segnalata nella Marca perché sospettata di essere in uso a soggetti dediti a reati predatori, contestati ad uno degli occupanti i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli in concorso.